Siamo sempre in collegamento Riccardo Barbuti di Mercati e Materie. Riccardo, ci sei sempre? Sì, sono qui. Allora, stavamo discutendo della rottura di questi minimi, insomma, abbastanza di lungo periodo, adesso stavamo parlando un po' di livelli, eccetera, eccetera. Dunque, cosa ti stavamo dicendo, Riccardo? Che in effetti poi proprio la giornata di ieri, se ci fai caso, tu che sei una persona anche con parecchia esperienza, Emerick, probabilmente ieri, avendo rotto i minimi, hanno fatto chiudere un po' di stop di alcune posizioni e guarda caso poi il giorno dopo il mercato ha invertito anche in maniera importante, quindi sono movimenti che gli addetti ai lavori poi conoscono molto bene e comunque sì, è possibile nel breve una ripresa dell'indice, un ritorno sopra anche 13.000 punti, ma probabilmente Emerick è solamente l'ennesimo rimbalzo tecnico sempre più basso verso nuovi minimi che verranno toccati nei prossimi mesi. Senti, dunque, invece proprio come spunti operativi c'è qualcosa che stai seguendo anche che non sia strettamente correlato ai indici future europei oppure no? Assolutamente sì, Emerick, diciamo, spesso anche sul sito ho fatto degli articoli, Sì. Diciamo, io sto seguendo da alcuni mesi la storia del gas naturale americano. Sì. E, diciamo, l'ETF che io uso per tradarlo sulla nostra borsa è il LNGA detto all'inglese. Sì. E secondo me diciamo, già da qualche mese il gas naturale americano ha invertito il trend che ha visto diciamo, un ribasso molto forte fino ad aprile di quest'anno, sta invertendo la tendenza e quella rappresenterà secondo me un'ottima storia sia per lucrare. Pensa Emerick che con la borsa eccedente che noi abbiamo avuto il gas naturale, l'ETF ha fatto quasi il 100% in 2 mesi, quindi è una storia molto interessante e chi va sul sito trova già gli articoli. Ma non è rischioso, scusa, dopo una performance del 100%? Assolutamente sì, la tua è un'ottima domanda, anzi bisogna sempre fare molta attenzione a quello che si dice su questi schermi, perché il gas naturale è lo strumento che ci scommette sopra, ha un'altissima volatilità, infatti prendo lo spunto perché ogni giovedì pomeriggio alle 16.30 c'è il rapporto americano e a volte ci possono essere dei movimenti anche molto importanti, anche di alcune decine di punti anche di una decina di punti. Quindi il mio piccolo suggerimento è utilizzare diciamo, per fare trading degli importi non elevati, proprio perché è uno strumento molto volatile. Sì. Poi nell'immediato ho studiato il grafico, sì. potrebbe essere